Ciao ragazzi, io vorrei come vicini Will Smith, la Jespica e la signora Nunzia, dice Teo. Questo non è male, Scusa. No, la signora Nunzia no. No, ma permettimi per favore. Io la cosa che penso e mi lascia un po' perplesso è immaginare Nunzia vicina di casa di Will Smith e Aida Jespica. Buongiorno. Nunzia! Buongiorno, qui chi sta in Jespica? No, c'è Aida Jespica. E qui? Quella che è andata all'Isola dei Famosi. Non ho presente, guardi, La compagna di Matteo Ferrari, il giocatore del Genoa. Chi non è un giallo? Quello. Ah, da carusazza, chi la longa, chi la fasulla, chi la finta. Bella formosa. Formosa, non pare che si so. Ma è formosa. Sarà formosa, ma da plastica che senso ha? Pare a babbe, pare. Ciao Seggio. Qui, formosa. allora, Nunzia. No, io come vicino ideale c'hai Will Smith. E qui? Will Smith. Qui. Da, Will Smith, il principe di Bel-Air. Ah, un principe? Ricorda il principe di Bel-Air? No, non lo ricordo. Will Smith, il principe di Bel-Air. È un attore. È lui. Ah, sì, l'attore di colore più pagato nella storia di Hollywood. Che colore è? Scusa, non ho capito. Che colore è? Di un rinciolo. Ah, di un rinciolo, magari. Sì, ho capito. No, io vicino di casa c'hai la figlia da Vandaroso. Come? Guarda, Vandaroso, che credo che mischino, una panza. C'è una figlia, Cettina. Sempre torniamo su quella parola, non capisco per quale strana ragione. Cettina, siccome a suo faccio chiamano Vandarosa, io la chiamano Cettina Vandarosa. Ed è la sua vicina. Sì. Ma è la sua vicina ideale o è la sua vicina? No, io chi sei? Non è che c'è. Ma noi vogliamo sapere la sua vicina, i suoi 3 vicini ideali. 3 vicini di casa ideali. Ma uno è lei si fa le case. Sì, perché lei mi piace tanto, lei è simpatico, poi non mo di sostanza, non mo di panza, va. Ma veramente, ma che piacere, ma che meraviglia. Poi. Poi volessi avere anche così vicino da casa anche il signor Cristiano De Stefano. Ah! Sì, lei si chiederà come mai. Ma secondo me lei ha un po' un debole per ma non è che c'è un debole, che ogni tanto se ci è dare una cuzzata a uno, c'è Cristiano. Sarà contento, sta ascoltando, sicuramente sarà molto contento. Saluto, signor Cristiano, sono contento se viene a stare vicino a me. Sì. E poi terza persona. Ma non lo so, guardi, lei dice sempre come vicino, giusto? Come vicino? Ma che ne so, Silvio Berlusconi non mi dispiacerebbe. Silvio Berlusconi? Sì, non si sa mai, una raccomandazione, una pottata, una cosa. Ah, per quello. Per passare Agnazzi, nel magari. senso che uno non deve andare a cercare lontano, ma ce l'ha sotto casa. Lei dice una volta, ci sento, non si può passare la pensione un anno cortesemente, che se la passa scarsa. Ma sai, in questo periodo Berlusconi ha un po' di pensieri per la testa. Sì, nell'ultimamente ho letto nel giornale. Sta separandosi dalla moglie. Sì. E ha ragione la moglie certe volte, no? Dice che lui è un po' tosto, un po' tristo, Caruso, è un po' tristo. Com'è? Tristo. Tristo. Sto, come sto? Quando che ho 7 e mezzo, sto. Ecco, sto. È triste, va bene. Grazie Nunzia. La ringrazio, lei chi vuole come vicina? Mi vuole mia? Sharon Stone. La conosco qui. Somigliamo un po', Poi c'è un'altra, una modella. Una modella russa. Ma poi russa che fa? Non può dormire la notte, se russa. No, una modella che arriva dalla Russia. Molto interessante. E qui. Lei la conosce. Natascia Staffetenno? No, Natascia Stefanenko. Sì, Natascia Staffetenno, un'altra volta questa Natascia. Lei ogni volta ci dice fuori questa Natascia. Quando a Catania una è Natascia Staffetenno. E lei si chiama Natascia Staffetenno. Vabbè, Natascia Staffetenno. Sarà parente da Franco Fetivivo. No, non lo so. Non lo sappiamo. E poi c'è Bruce Springsteen. Qui? Bruce Springsteen. Perché? Giocatore del Catania? No. Bruce Springsteen. Il boss. Ah, uno che faccia tagliata. No, il boss. È uno che soprannominato. Uno che viene accavallato. Di nuovo, soprannominato il boss. Lui è un cantante. Detto The Boss. Ho capito. The Boss. Anche io lì, insomma, sarei molto contento. Ah sì? Quindi come vede lei non me l'aspettavo, però devo dire che se ci fosse uno stanzino, un sottoscala, ce la vedrei, Nunzia. A cui? A lei. A mia sottoscala? Dopo una vita che stai anziché il bunker, appunto. Che lei mi mette una sottoscala? Ma io se trovo un uomo, un vicino, una cosa che mi deve mettere un superattico. Ah, va bene. Ci vuole una casa almeno non so di quanto atta. Allora facciamo una cosa, io la metto in un superattico. Cos'è che lei è spiritoso? Non lo voglio più come vicino. Va bene? Nunzia. Mi piglia il signor Castiglia. Magari mi piglia in giro, però. No, Nunzia. Arrivederci, Nunzia, grazie di cuore, grazie.